Gentili telespettatori e telespettatrici, buonasera, bentornati nella rubrica Cuori Solitari. Io sono Vito e come sempre mi tocca sostituire temporaneamente Alberto. Stasera temporaneamente vi presento un nostro caro amico che ci è venuto a contattare per quanto riguarda la nostra rubrica dei Cuori Solitari, in quanto è in cerca dell'anima gemella. È un ragazzo che fisicamente non ha nulla da ridire agli altri che abbiamo presentato finora, un ragazzo lavoratore, molto serio. Ve lo presento, o meglio, si presenta da solo. Ciao, tu sei? Giuseppe, Dimmi quanti anni hai e da dove vieni. ho 26 anni e vengo da Trapani. Come vedete, telespettatori, è molto emozionato, quindi cominciamo una defiance piccolissima. Tanto rilassati, ciao Giuseppe, non ti preoccupare, non succede niente. Volevo sapere come ci hai contattato, tramite Alberto, tramite un amico? No, siccome mi vedo sempre spesso in televisione, prima mi vedevo a Telesud e da lì ho visto che è una bella trasmissione, seguitissima pure soprattutto, e vi ho contattato per questo motivo. Bene, quindi questa è già una bella cosa. Adesso parliamo della tua richiesta nei nostri confronti. Giustamente tu ci hai fatto una richiesta che adesso noi divulgheremo nel nostro spazio. Dimmi, come vorresti che sia questa ragazza? Deve essere una ragazza seria, fedele, onesta, cioè una brava ragazza, dolce come carattere pure. Ma dimmi, secondo te la fedeltà e l'onestà esiste? Sì, esiste, però in certe circostanze. E in quali per esempio non esiste? Quando fanno una cosa di sbagliata, soprattutto quando mentiscono pure, soprattutto dicono bugie. E dimmi, secondo te le ragazze sono portate a dire le bugie oppure è l'uomo che è traditore o cacciatore? No, sono portate pure a dire bugie. Quindi la causa è dell'uomo? Sì, pure. Quindi telespettatrici, come vedete, moralmente Giuseppe è molto alto, ha un morale molto alto, ha un suo pensiero molto profondo. Allora, parlami della ragazza, oltre che fisicamente, come deve essere, se lavora, se non lavora, se lavorasse, se dovesse essere una divorziata per esempio, potrebbe capitare, no? Sì, deve essere una ragazza, come ripeto prima, sincera, onesta, fedele. Deve essere una bella ragazza, va. Cosa intendi per bella? Fisicamente deve essere snella. Quindi alta, bassa? Sì, alta, sì, sui 1,70 m così. Quindi dal 1,70 m in su? Sì, Quindi sì. fino ad arrivare... 1,65 m non ci fa niente, l'importante Quindi è che... fino a 1,70 m? Sì. Quindi che età dovrebbe avere? Dai 20 fino a... anche 30 anni, va, l'importante, anche le donne mature non sono niente male. Ho capito, quindi anche una donna matura andrebbe bene. Sì. Dovrebbe lavorare o dovrebbe rinunciare al lavoro per te? No, se è possibile pure potrebbe lavorare, perché no? Cioè, magari, considerando quello che abbiamo detto prima, sulla fedeltà, sull'onestà, tu preferisci che sia una donna di casa magari? Sì, anche, però se lavorasse anche meglio. Quindi sul lavoro non abbiamo problemi, sull'autonomia femminile, anche economica, non abbiamo problemi. Parlami un poco di te ed eventualmente incontrassi questa ragazza. Come vi comportereste, non so, magari al primo appuntamento, non so, magari al primo approccio, perché giustamente adesso le telespettatrici ti osserveranno, qualcuno prenderà il tuo numero di telefono, ti chiameranno, quindi il primo approccio come dovrebbe essere? Come dovrebbe essere? Innanzitutto La porterai al bar per l'aperitivo? Sì. Pizza, o andrai direttamente al cinema? Non so. Al bar soprattutto, poi andare a mangiare una pizza. La porterei anche al cinema. E dimmi una cosa, visto che parliamo di maschilismo, nel frattempo vedo Alberto posteggiare qualche minuto, eccolo qua Alberto, ciao Alberto, ciao. Scusa, Ciao, siamo Giuseppe. passati davanti, lui è Giuseppe. Ciao, piacere.
Giuseppe ci ha contattato per quanto riguarda la rubrica Cuori Solitari. Stavo chiedendo un poco del primo appuntamento, del primo approccio. Lui si è presentato, cerca una ragazza fino a 1,70 m, non più di 30 anni massimo, se lavora o non lavora, in quanto lui però preferisce, da quello che ho capito io, una ragazza che possa stare a casa possibilmente, se lavora meglio, se lavora. Adesso io ti lascio ad Alberto, così io continuo le altre interviste. Signori telespettatori, vi ringrazio, buonasera, ad Alberto, ciao. Grazie Vito. Allora Giuseppe, amici telespettatori, avete conosciuto Giuseppe? Giuseppe ha 26 anni, giusto? Sì, sì. Sei di Trapani? Sì. Abbiamo parlato dei tuoi hobby, abbiamo parlato di come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale, Sì. giusto? Ma una cosa che ti colpisce di una donna, che cos'è? Gli occhi. Gli occhi? Sì. Solo gli occhi? A te praticamente Gli ti occhi sono colpiscono gli occhi? Lo specchio dell'anima Esatto. di una persona. Quanto tempo è che sei singolo tu? Io da novembre. Da novembre, quindi a poco. Sì, sì. E l'ultima tua storia d'amore quant'è durata praticamente? L'ultima che ho avuto di 20 giorni, poi quella di agosto passata Esatto. mi è durata 2 anni e mezzo Perfetto. ed è stata un'illusione quella storia. Certo. Sei molto sensibile comunque. Sì, sì, tante parole belle dette e poi Purtroppo di queste cuore sono- non c'era niente però. Purtroppo D'amore. queste sono le cose che succedono nelle storie quando finiscono. Le storie purtroppo sono belle quando cominciano, ma sono tristi quando finiscono. È la realtà questa. E uno bisogna che ci abitui. Deve chiudere quella porta e aprire E si apre un altro, sì, esatto. l'unica cosa da fare è questa. Amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Giuseppe, 26 anni di Trapani, che va in cerca della sua ragazza ideale, la sua anima gemella. Per tutte quelle di voi che volessero contattarlo, non possono fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Giuseppe è qui, si vuole sistemare, è un ragazzo, come avete visto, molto sensibile, per cui crede ancora all'amore soprattutto puro, sincero, ma soprattutto crede nella sincerità. Per cui, amiche telespettatrici, se c'è qualcuno di voi magari interessato che si voglia sistemare, va cercando un ragazzo serio, Giuseppe è qui e fa il caso vostro. Per la rubrica dei Cuori Solitari, Alberto vi saluta e vi saluta anche Giuseppe, telefonate, ciao! ciao. Oh yeah!